Mister Giacomo Mosca, quasi prima settimana ormai completata da allenatore del 3M Palermo Calcio a 5, intanto le impressioni dopo aver toccato con mano questo gruppo. Le impressioni sono positive, ho trovato un ottimo gruppo, sono molto affiatati, un'ottima società e penso che ci siano le condizioni per poter fare delle buone cose. Tra l'altro la squadra è reduce da una bellissima vittoria ottenuta settimana scorsa, come ha visto la squadra in campo. Abbiamo fatto una bella partita in un campo che io conosco bene perché ho allenato diversi anni lì ad Altofonte, il Real Parco, è particolare, è un palazzetto piccolo e chiaramente è difficile giocare lì e siamo riusciti a fare un'ottima partita e ottenere un bel risultato, la vittoria. Ora, prima partita per Mister Mosca tra le mura del 3M, quali sono le sensazioni e soprattutto che avversario si aspetta? Sabato con il Sì. Sant'Isidoro, il Sant'Isidoro è una squadra che sta lottando per salvarsi e quindi sicuramente verrà qua e si giocherà la pelle per fare il risultato. Le mie sensazioni sono positive, noi siamo terzi, la società aveva l'obiettivo iniziale di salvarsi, adesso siamo terzi e speriamo di poter disputare i playoff, quindi cercheremo anche sabato di ottenere un risultato positivo. Tra l'altro in chiusura questo 3M sembra essere un mix perfetto tra vecchi, cosiddetti vecchi e anche tanti giovani di qualità, c'è Claparuso, Capocannoniere, insomma ce n'è per tutti. Sì, ho trovato diversi giovani che possono avere un roseo futuro nel calcio a 5. Sono, io dico, un diamante grezzo, è il primo anno che fanno calcio a 5 e quindi hanno dei margini di miglioramento notevoli. Poi sono supportati da 3-4 anziani, giocatori che hanno diversa esperienza nel futsal e quindi sicuramente la miscela, il mix è buono.